Onorevole, lei qui in piazza oggi ci saranno circa 40.000 persone da tutta Italia, delle organizzazioni che protestano perché nessuno li ascolta mai, tante promesse e nessun fatto. Cosa ne pensa? Io sono qui fermamente convinta di questa manifestazione perché proprio mentre in queste ore ci sono le consultazioni per il nuovo governo, questa manifestazione deve servire unitaria, deve servire come stimolo ulteriore a fare presto. Io sostengo con convinzione la nascita del governo Renzi e credo che questa sia davvero l'ultima possibilità che abbiamo per cambiare passo. Voi l'avete detto benissimo anche nei vostri slogan di questa mattina. Bisogna dare delle risposte subito perché non c'è più tempo. Ecco, questo scatto, che è anche uno scatto di orgoglio, non è soltanto uno scatto di passo, deve portare immediatamente delle risposte. Noi tra venerdì e sabato daremo la fiducia a questo governo con 3 punti prioritari. Oltre alle riforme istituzionali deve partire immediatamente meno burocrazia, un fisco equo, che è quello che chiedete da tantissimo tempo, e risposte immediate sul tema del lavoro, perché il lavoro in questo momento deve trovare delle risposte immediate. Allora io credo che Renzi è l'unica possibilità che abbiamo, un governo non ideologico, ma in grado di ascoltare le istanze che vengono dalle categorie, perché se riparte l'economia e quindi ripartono anche i consumi, noi possiamo ristabilire un clima anche di fiducia e di speranza. Quindi sono qui insieme a molti colleghi perché di questo abbiamo parlato giovedì in direzione nazionale e di questo abbiamo, come dire, creato le basi per andare verso un'accelerazione necessaria, cioè che non significa cancellare quello che Letta ha cercato di fare in questi mesi, ma non basta. Ma lei dice che il documento quindi delle organizzazioni di oggi può diventare un pezzo dell'agenda del governo prossimo? Assolutamente sì, perché le vostre istanze sono scritte nel programma di Renzi, che ha già presentato nelle 2 direzioni nazionali del PD, ma che adesso devono diventare programma di governo, non possono essere relegate ovviamente al programma di un partito importante come il nostro. E quindi io sono qui a ribadire che noi faremo nostre queste richieste, anche perché ho la fortuna e la possibilità e anche l'onore, devo dire, di avere contatti sempre costanti con il mio territorio e con le categorie che questa mattina sono qui. E quindi ognuno di noi adesso deve sentire il peso e la responsabilità di questo passaggio ulteriore.